Qualsiasi persona sappia qualcosa, qualsiasi informazione, per favore me lo comunichi a numero scritto dappertutto, quello che si trova su internet. Magari non mi chiami ma mi scriva, perché ricevo moltissime chiamate al giorno e non rispondo più ormai al cellulare, perché ormai mi arrivano anche telefonate, degli scherzi telefonici mi arrivano, persone che non hanno un cuore. Quindi per favore contattateci se avete qualsiasi informazione su questo ragazzo. È la voce della sorella più grande di Ahmed, è lei, Iba, con i suoi 17 anni, a farsi portatrice dell'appello da parte della sua famiglia. Chi sa qualcosa sulla morte del fratello, parli. Nessuno della famiglia Joder o degli amici della comunità marocchina credono all'ipotesi del suicidio. In primis Latifa, la mamma del giovane. Non lo so perché fare così, tutte le notti io aspetto mio figlio, quando chiama non risposta, però il telefono è spento, allora non lo so. Ho sentito il suo messaggio, la voce di Ahmed, che cosa le ha lasciato? Non lo sapevo, questo è il messaggio che ha mandato lui alla la ragazza. Giovedì sera l'ha salutato, come sempre. Lo ha fatto Ramadan, quando ho mangiato lui mi ha detto mamma io vado vicino alla chiesa per fare un giro con gli amici. Però lui quando andava gli dice, me lo dice, allora lui è chiamata io, mi ha detto dove sei, mi ha detto io vicino alla chiesa e dopo non torno più. Quindi ci ha salutato per l'ultima volta ma noi non ce ne siamo resi conto. Cosa aveva detto quando vi ha salutato? Mi ha baciato sulla testa prima No, di sempre uscire. lui quando esce, allora sempre fatto un bacino. Ma Quando quel bacio che torna, lo senti dentro il cuore. quando lui torna a fare un Bacio abbraccio, d'Iddio sempre quello, fare ma io non me ne così. sono resa conto. La sorella di Ahmed è disperata, si sente in colpa per non aver riconosciuto in quel bacio d'addio l'ultimo saluto. Ahmed andava a scuola all'Istituto Bernardi ed era anche rappresentante. Nessun vizio, non fumava, stava lontano dai brutti giri ed era un ragazzo sereno. Gli amici sentiti in questura però parlano di un cambiamento negli ultimi tempi. Noi non l'abbiamo notato, però molto probabilmente è successo qualcosa, sicuramente. Perché una persona da un giorno all'altro non può fare un gesto così. Crediamo che c'entri la ragazza, ma non ne siamo sicuri. In che senso c'entri? Che magari c'entri indirettamente in questa situazione, ma non ne siamo sicuri.